Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Il concorso artistico e letterario per un mondo migliore, promosso dall'associazione 90 Futura, ha riportato 90 sulla grande scena culturale come lo è stata tra il 1983 e il 1992, grazie al premio di poesia dialettale Bettanin, che ha proposto numerosi autori oggi conosciuti ed affermati. Sabato 11 giugno, al Teatro Modernissimo, nel corso di una riuscita cerimonia, sono stati premiati i vincitori delle 4 sezioni in gara: prosa, poesia, arte e cortometraggio. Per la classe quarta A della scuola elementare Monsignor Bertapelle di Noventa, la manifestazione ha rappresentato un'ulteriore conferma delle abilità acquisite in campo letterario e artistico. Presentando le poesie del libro animato Mille gocce tra le terre, che aveva loro già fruttato il primo premio al concorso Acqua Oro Blu, promosso da Acque Vicentine, si sono affermati nella sezione poesia, categoria giovani. Agli alunni della quarta A, come agli altri vincitori delle sezioni prosa e poesia, patrocinate dalla famiglia Bettanin, è stata consegnata una pregevole scultura in argento raffigurante una civetta, simbolo di Atena, dea della sapienza. Un ulteriore motivo di soddisfazione l'hanno avuto, ascoltando nel corso della cerimonia, 2 poesie di Mille gocce tra le terre, Acqua e nuvole, musicate e proposte dal duo Alberto Grandi all'organetto e Roberto Bevilacqua al flauto. Mille gocce tra le terre è il frutto di un progetto, coordinato dalla maestra Silvana Zaccaria, orientato a conoscere e capire l'importanza e il valore dell'acqua, favorendone un uso consapevole. È facile usarla, ma bisogna avere cuore e intelligenza per proteggerla, salvarla, conservarla. Questo il messaggio di Mille gocce tra le terre. Per la sezione poesie riservata agli adulti è stato premiato il milanese Rodolfo Vettorello per l'opera In ripetuti soffi. Per lui è ritirato il riconoscimento il presidente di 90 Futura, Luigi Giacomuzzi. Per la prosa il premio è stato assegnato a Nadia Tezze, di Alte di Montecchio Maggiore, autrice de La scatola di latta. La sezione arte ha visto premiati i veronesi Pietro Gabrielli per la pittura e Francesco Bertolini per la scultura. Un premio speciale è stato assegnato alla classe quarta B del Liceo Scientifico Ferrari di Este, autrice di un pregevole saggio su un'opera giovanile di Leopardi, Dissertazione sopra l'anima delle bestie. Nella sezione cortometraggio, sponsorizzata dalla Fidas di Vicenza, si è imposta la scuola elementare Luigi Chinaglia di Urbana, con il filmato Acqua più preziosa dell'oro. Una segnalazione è toccata alla raccolta La poesia serve, proposta dal laboratorio didattico della Fondazione Stefani di Noventa. Patrocinando le sezioni prosa e poesia nell'ambito del concorso Per un mondo migliore, la famiglia Bettanin ha voluto ricostituire un ponte ideale con il passato, nel ricordo della signora Gigliola Tesei, consorte del cavaliere del lavoro Giovanni Bettanin, scomparsa 2 anni fa, e del suo impegno per la comunità noventana in campo sociale, tanto efficace quanto discreto.